È passato e quindi possiamo iniziare. Innanzitutto vi ringrazio per la vostra presenza a questa terza edizione di Aperitivi Narrativi, un'iniziativa che assieme agli aperitivi poetici che programmiamo per settembre ha sempre più avuto un buon riscontro di persone interessate, anche perché gli autori che passano appunto, ci siamo trasferiti dalla piazzetta del teatro qui perché ci pare un argomento bello, anche l'essere dentro la bellezza va bene, e anche adatto ad ascoltare e a sentire, e quindi prosegue anche quest'anno con 5 appuntamenti. Non so se avete il calendario, comunque magari dopo alla fine lo ricorderò. Quindi vi ringrazio molto per questo esordio, un esordio di eccezione. Io sono molto contento che abbia accolto questo invito a inaugurare questa nuova edizione Adriano Madaro, giornalista, scrittore, anche fotografo in qualche maniera, sì, che è sicuramente, che ha vissuto intensamente la vita trevigiana, ma assai più intensamente forse la vita della Cina. Non so se ricordo male, Adriano, ma mi pare tu sia stato in Cina 216 volte, ma non toccata e fuga, e quindi ha stabilito con la Cina e i suoi personaggi un rapporto di grande interesse per noi, anche perché la sua visione spesso non corrisponde alla visione occidentale. Io tra l'altro mi trovo perfettamente d'accordo nelle analisi che fa anche in questo momento. Se ci resterà un po' di tempo volevo stuzzicarlo su questo argomento che è di grande attualità. E Adriano Madaro è stato qui circa 2 anni fa per presentare l'altro volume, uscito sempre per la Giunti, che era Capire la Cina, un volume molto articolato e interessante, e anche in quella occasione fu un momento, un'opportunità per noi di conoscenza molto importante. E a dire il vero, Madaro un po' di frequentazione a Mogliano l'ha avuta, perché le ho appena donato 2 fotografie del 1985, quando presiedeva il primo convegno su Giuseppe Berto nel quinquennale della morte, e poi inaugurò anche il premio vero e proprio, mi ricordo, a Villa Condulmere. Insomma, quindi è una bella cosa che oggi faccia ritorno. E siamo qui per presentare l'ultimo volume, Pechino Imperiale, che Adriano ha scritto. Lui l'ha definito nella postfazione forse il suo lavoro più impegnativo, molto interessante. Tra l'altro un libro anche molto bello, a dispetto della sua voluminosità. Ieri una persona mi ha detto: però che leggero sto libro, si stanno facendo dei progressi anche nel mondo della carta, insomma, per renderla più fruibile. Ecco, un libro, ve lo dico subito, bellissimo, da leggere con calma, perché è ricchissimo di dati, ma si potrebbe dire quasi un atlante simbolico della Pechino imperiale del Settecento, con tutti i riferimenti che questo grande popolo ha avuto nella propria storia simbolica, nel rapporto della città celeste tra la terra e il cielo, e che ha condizionato anche proprio la sua struttura, il suo modo di vivere per secoli e secoli. Allora, la prima cosa che volevo chiedere ad Adriano è questo: intanto la genesi di come nasce questo libro, e se si può un po' illustrare anche la struttura, perché è davvero interessante, anche con le cartografie che hai recuperato e tutte le tue spiegazioni, con uno stile molto bello, uno stile narrativo che spesso sconfina con la poesia, data dai nomi stessi che i cinesi danno alle loro riferimenti
di vita e di spazio. Ecco, quindi volevo chiedere se è possibile per noi avere un po' un ragguaglio su tutte queste due cose. Grazie, professor Carraro, proprio un amico di lunga data, anche se non abbiamo avuto l'opportunità di frequentazioni, è vero, reciproche, così diciamo frequenti. Ha ricordato bene questo appuntamento del premio Berto del 1985, ricordo benissimo, e gli ho proprio detto, stavo in questo periodo anche mettendo in ordine le foto mie professionali di tanti eventi o viaggi, e mi mancava queste due foto mi mancavano, quindi un incontro felice anche per questo. In memoria di amici, io ho conosciuto Giuseppe Berto perché ho conosciuto negli anni proprio della sua esplosione dopo il Cielo Rosso. Il suo libro più importante è stato quello della visitazione all'interno della sua anima, della sua mente, un libro che mi aveva impressionato molto, Il male oscuro, soprattutto per la punteggiatura. Io ero uno studente universitario, mi interessava molto la letteratura, avevo conosciuto Giovanni Comisso, abbiamo revisionato insieme l'opera Omnia per Longanesi, e quindi Berto è stato così una stella cometa nel mio cielo, ma meno male che l'ho vista, così come nella foto ho visto, sono insieme ad Andrea Zanzotto, che è uno dei massimi nostri poeti moderni, e proprio la settimana scorsa ho presentato il libro a casa sua, non nella sua casa ma a Pieve di Soligo, su iniziativa dell'assessorato alla cultura. Allora, caro amico, io questo libro è una fortuna che sono riuscito a scriverlo perché l'avevo iniziato nel 2001, quindi sono 22 anni fa. Nel 2001, dopo averlo fantasticato e immaginato nei 15 anni precedenti, che ero comunque impegnato perché ho fatto un'attività di grande lavoro giornalistico quotidiano, dirigendo la redazione del Gazzettino a Treviso per 8 anni, quindi sono stati anni da un punto di vista della mia privata attività perduti, perché li ho dovuti dare giustamente a un editore che chiedeva un giornale ogni mattina, e quindi non ho avuto la possibilità di scrivere per me quello che mi interessava maggiormente, perché io, come ho detto anche 2 anni fa, quando magari non con voi, con qualcuno di voi, ci siamo incontrati per la presentazione di Capire la Cina, e ho cominciato da ragazzo ad avere un interesse straordinario verso questo paese, che ho cercato in Capire la Cina nelle prime pagine di spiegare la genesi di questa passione, perché io sono nato a Oderzo, quindi in un paesino di campagna, insomma, è quasi più città mogliano da un punto di vista della vivacità, almeno per quanto riguarda il passato di ragazzo come lo ricordo io, e ho cercato di capire da dove fosse nata questa passione per la Cina in anni, quando vi erano ancora le scuole elementari, quindi diciamo verso la fine degli anni 50, come era possibile avere un interesse per un paese, per una realtà così lontana e diversa, senza avere delle sollecitazioni particolari, che non è che in caso avessi un nonno che era stato, che so, non dico ambasciatore, ma comunque con qualche relazione particolare con la Cina, oppure avessi visto dei soprammobili cinesi, delle porcellane, e quindi avessi avuto una contaminazione fantastica, diciamo, no? Che mi sollecitava a immaginare cosa c'è oltre questa lontananza di 12.000 chilometri con la Cina. Però ebbi la fortuna di avere 2 genitori molto attenti ai miei interessi, e io manifestavo l'interesse a disegnare da un lato, e dall'altro a fare un diario di quello che mi succedeva, quindi ero già un piccolo giornalista senza saperlo. E mia mamma, essendo una maestra elementare, aveva conservato questi quaderni, poi un certo giorno, che ero già sposato, trasferito a Treviso e tutto, mi dice: guarda qua cosa ho trovato, te li avevo messi da parte perché ti sarebbero interessati. Infatti
in uno di questi quaderni avevo disegnato pagode, ponticelli, fiori di mandorlo, di pesco, insomma era un interesse verso la Cina, la bandiera cinese, quindi come mai, da dove avevo colto queste ispirazioni, anche difficile. Però poi ricordavo, e ho conservato anche questo, sempre mia madre li conservò negli anni turbolenti della giovinezza, ha detto qua li mettiamo da parte per quando sarà più calmo e magari gli piacerà sapere che aveva indagato già in passato questi paesi. Mi avevano regalato sempre i miei, ancora prima che io andassi a scuola, ma essendo mia madre insegnante è ovvio che io a 4 anni e mezzo, 5 leggessi e riuscissi anche a scrivere, magari in stampatello. Mi hanno regalato 2 libricini molto importanti, che adesso io anche in Cina li hanno voluti fotografare, mostrare in televisione, pubblicare degli estratti, insomma sono diventati un po' il veicolo della spiegazione. Hanno voluto che io scrivessi perché la passione della Cina, ha pubblicato un libro di carattere in parte autobiografico, però raccontando la vita di un bambino occidentale che aveva scoperto, non si sa perché e come, la Cina. Uno è intitolato Memmo scontento. Allora c'è un bambino, ogni pagina ha un disegno e a fronte ha un piccolo testo quasi con la rima baciata, diciamo. Allora era: Memmo è scontento di cosa non sa, venuta gli è a noia la vita che fa. Quindi, e voltando le pagine vedo sto bambino che viaggia sempre con il suo cagnolino, girando la pagina è nei deserti d'Arabia vestito da arabo, con il cammello, col dromedario, si gira, è arrivato in India, il Maharajà con gli elefanti, poi le giungle, poi lo vedo disegnato assieme a una bambina cinese, tutti vestiti bene, la cinese con la coda come erano in passato, e dice: cosa mai questo paese? Dove sono capitato? Bella bimba, a te lo chiedo, dove siamo? E allora la bambina risponde: arrivato sei in Cina e se vuoi puoi rimanere. Questa cosa io credo che abbia molto influito nella mia fantasia, andando a cercare sull'Atlante di casa dove era la Cina, che cos'era la Cina, poi la Cina, il Giappone, e comunque la passione nasce lì. Questo libro, invece, Pechino Imperiale, perché ho detto che forse da un punto di vista scientifico, tra virgolette, e da un punto di vista professionale, è la pietra angolare, diciamo, della mia passione, di quello che ho costruito finora anche come raccolta di materiali, di oggetti, di dipinti, di mappe storiche, eccetera, è quel libro che non avrei pensato di scrivere perché era estremamente difficile. Dovevo impossessarmi di tutti i dati di come era questa capitale celeste, secondo la leggenda all'imperatore Yongle, al terzo imperatore Ming, all'inizio del 1400, del XV secolo, è piovuta dal cielo una mappa celeste della città celeste del padre, perché voi sapete, secondo la credenza cinese, l'imperatore è il figlio del cielo, e il cielo è qualche cosa che non possiamo descrivere perché non conosciamo, ma l'imperatore è il pontefice, è il ponte tra la terra e il cielo. C'è molto di religioso in questo, pur essendo assolutamente un discorso civile, di storia, dove non c'entrano le religioni, perché pensate che la Cina, che sia una grande civiltà, è ben noto perché ha 2000 anni più della nostra, quindi sicuramente quasi 5000 anni scritti, tramandati, pertanto è molto importante, però è l'unica grande civiltà al mondo che non ha una religione, non l'ha mai prodotta, per quanti pensatori, per quanta filosofia, tutto è stato dato alla filosofia e poco o niente al trascendentale, perché è una cosa di cui si occupa l'imperatore. Non si può cercare di pensare a una religione quando c'è già la religione dello Stato, che è l'ordine supremo indicato da Confucio
e dal Tao, che è la strada, la via, il punto di domanda, che poi è quello che ci poniamo noi, dove andiamo, chi siamo. Questo si riassume nel Tao, che significa la via, la strada, il percorso, la vita. Questo poi implica anche un trasferimento del non pensiero religioso, ma del pensiero civico, civile, nella attuale politica della Cina, sia questa dal 1949, da quando c'è un partito comunista cinese che non ha niente a che fare con i partiti comunisti di cui abbiamo saputo in Occidente, da quello poi sovietico ai paesi dell'ex impero sovietico, dell'est europeo, è tutta un'altra cosa, che questi ultimi magari si somigliano di più a un altro pensiero che attraverso il socialismo porta al nazismo, porta al fascismo, sono cose terribili delle nostre società se andiamo a vedere, a indagare la storia. In Cina invece no, in Cina c'è un imperatore che è il padre del popolo fin tanto che opera bene, dopodiché il popolo lo rovescia con una rivoluzione, si fa giustizia e chi riesce a organizzare questa giustizia ha il mandato celeste di essere lui l'imperatore. È dal 2000 a.C. che la Cina fa rivoluzioni. Ora dicono che la rivoluzione francese è la madre del pensiero moderno e quindi anche della società moderna, magari identificando male quelli che sono i diritti, no? I diritti dell'uomo. Perché quando tagli la testa, anche in Cina hanno tagliato molte teste, però per esempio Mao ha detto che le teste non crescono come i cavoli, quindi prima di tagliarla bisogna pensarci. E già questo è un passo avanti rispetto a come era prima, che le teste le tagliavano, bastava che si schierassero in modo contrario. Questa è una storia ben chiara, no? Con Chiang Kai-shek la pena di morte era ricorrente, quasi quotidiana, e quindi le teste si tagliavano in pubblico al mercato della verdura, un'ora prima, in maniera che la gente che arrivava lì si rendesse conto di che cosa significava il potere dei nuovi imperatori, che poi saranno scalzati da un'altra rivoluzione, ovviamente quella di Mao, e la Cina o cambiava, è molto cambiata, io sono testimone di questo, oppure sarebbe stata travolta, sarà travolta da una nuova rivoluzione di segno contrario, non sappiamo. Io ho visto un po' tutte le varie situazioni politiche da Mao, perché il mio primo viaggio in Cina Mao era ancora vivo, quindi ho visto gli ultimi bagliori della rivoluzione culturale, ho capito, avevo già studiato, avevo fatto una tesi all'università su quello che si poteva sapere qui di lì, perciò dovevo andare a vedere se anche le mie conclusioni di dottrine politiche sulla rivoluzione cinese fossero corrette, oppure fossi stato trascinato fuori strada da un'ideologia che si era imposta e aveva occupato il mio cervello. Quindi era necessario vedere, capire con estrema lealtà verso me stesso. E da lì ho cominciato a capire, poi nei miei 216 viaggi, che cosa era a capire, solo a capire, non a poter dare delle risposte, a comprendere che la Cina era veramente il paese con il quale avremmo dovuto fare i conti, e li dovremmo fare. Fatalmente, quando si saranno fatti i conti di questa guerra attuale e quando la Cina avrà capito che è il momento del suo intervento, il peso della Cina sarà preponderante rispetto agli altri. E questo è un tema comunque che non voglio affrontare ora, perché non è questo il tema del libro. Ma io sono stato dal 1976 fino al 2020, fino all'anno dopo, all'anno dell'esplosione del Covid, e ora spero di poter tornare in autunno. Sono stato osservatore privilegiato perché
sono andato frequentemente, ho fatto il pendolare Italia, Cina, Italia, tanto è vero che nella mia nota biografica è da aggiornare di questi ultimi 3 anni, ma è scritto fa il pendolare in pratica tra Pechino e Treviso, perché questo è vero, ogni 40 giorni io facevo la valigia e avevo i miei appuntamenti, perché poi ho organizzato, come qualcuno ricorderà, alla Casa dei Carraresi della Fondazione Casamarca, 4 grandi mostre dedicate all'archeologia cinese, portando oltre 2000 reperti, tra i quali un trono. Per la prima volta smontato un trono del Celeste Impero a Pechino, mandato via aerea a Treviso e montato a Treviso. Ho fatto una cosa assolutamente irriguardosa nei confronti, ho corrotto i poveri cinesi proprietari come popolo in tutto dei loro reperti e mi sono messo d'accordo con il loro governo, con il Ministero dei Beni Culturali, per un prestito eccezionale, in un caso eccezionale. Loro già mi conoscevano, già la televisione cinese mi aveva più volte intervistato, era venuta a Treviso a fare addirittura un documentario in casa mia per spiegare questo fenomeno, secondo loro, no? Di come una persona avesse approfondito così in modo preciso anche situazioni storiche che loro conoscevano poco, perché non avevano letteratura sufficiente su questo, narrazione sufficiente, mentre noi l'abbiamo avuta tra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento, quel secolo lì, perché i secoli li prendo a cavallo uno dall'altro, non si può fare il 1900, no, le disgrazie per la Cina cominciano in un anno ben preciso, 1839, la prima guerra dell'oppio, quando dopo aver distrutto le casse dell'oppio che gli inglesi spacciavano in Cina e l'imperatore le ha fatto bruciare, l'Inghilterra ha dichiarato guerra alla Cina, che aveva soltanto frecce e archi, mentre l'Inghilterra aveva già le navi con i cannoni. In 3 giorni, sparando su Canton, si è presa la Cina e ha continuato nella sua politica ostile di pagare quello che portavano via dalla Cina, porcellana, seta, tè, soprattutto questi 3 prodotti, di pagarlo con l'oppio che coltivavano gratuitamente in India, facendolo come dire, preparare anche, incidere le capsule, avere questa pasta dell'oppio dagli indiani, bastonandoli e quindi spacciando in Cina. Siccome l'imperatore non, siamo già nel tema del libro, perché queste cose sono citate, siccome l'imperatore non ratificava gli iniqui trattati per cui l'Inghilterra, la Gran Bretagna era il paese privilegiato, la Cina era il paese vinto, quindi doveva consegnare agli inglesi le dogane, i porti, aeroporti ancora non c'erano, le ferrovie, quindi creare tutto un sistema per succhiare denaro dalla Cina da portare ovviamente a Londra, votato alla Camera dei Lord come una cosa da brave persone, invece sono stati i primi narcotrafficanti al mondo, imponendo a un paese così enorme ed era così ricco, ma non era così armato, perché la sua filosofia era pacifista. Ancora oggi la filosofia della Cina è pacifista, noi non ci rendiamo conto, ma abbiamo subito gli ultimi 70 anni di propaganda veramente pesante contro la Cina, cercando di rappresentarla come un paese ostile, un paese da non fidarsi, un paese di truffaldini, un paese comunista, quindi non solo limitatore, ma un paese che cancella qualsiasi tipo di libertà, che non ci sarà la democrazia, è vero, la Cina non l'ha mai avuta, mai conosciuta, ma non ha conosciuto neanche la borghesia, non ha potuto fare il salto dal Medioevo, diciamo, all'età moderna attraverso le rivoluzioni, tra cui quella francese, ma soprattutto la rivoluzione industriale, no? Tra il 700 e l'800 in Inghilterra, che poi si è diffusa in tutta l'Europa e poi è stata trasferita negli Stati Uniti, che erano colonia, come sappiamo, degli inglesi e in parte dei francesi. Quindi noi non sappiamo nulla, oppure molto poco. Allora Pechino, dovete pensare che è stata
per quasi 1000 anni, anche più, qualcosa di più, la capitale di un impero in trasformazione, ma di un impero multietnico, che comprendeva, oltre ai cinesi di nazionalità Han, comprendeva i mongoli, comprendeva i mancesi della Manciuria, comprendeva gli Uighur del Xinjiang, i tibetani del Tibet, cioè un impero che era stato creato fin da un'antichità molto lontana come un'unità di popoli diversi, che alternativamente, secondo i periodi storici e secondo anche le loro capacità di imprendere, di fare gli imprenditori della politica, che riuscivano ovviamente a dare sempre maggior benessere, perché il problema era quello: se il popolo non avrà il riso da mangiare si ribella e li manda via. E hanno costruito una grande muraglia, 6.600 km, caso unico al mondo? No, c'è stato anche un imperatore che aveva il mio nome, Adriano, che ha costruito il vallo di Adriano appunto per dividere gli scozi, che era una popolazione quasi selvaggia, diciamo, rispetto agli addomesticati britannici poi, che sarebbero gli inglesi, no? di Londra, rispetto al Galles, che è un'altra roba ancora, o l'Irlanda, e comunque ha fatto un muro per difendere il confine dell'impero romano, ma era un muretto da niente, una cosa, un cordolo, come possiamo dire noi. No, di là invece hanno costruito, che chi è andato in Cina ha visto le grandi muraglie, che proprio di roba è, con più di 2 milioni di coscritti che l'hanno dovuta lavorare e costruire bene e il meglio possibile, ma che ha un significato molto preciso: non venite a romperci le scatole, noi ci chiudiamo dentro, vi chiudiamo fuori voi che siete i barbari, non venite dentro a rubarci le nostre cose, comprese le nostre filosofie, il nostro pensiero, la nostra organizzazione dello Stato, come lo concepiamo in questo modo da molto prima di quando Cisciwantini nel 221 a.C. ha pensato di costruire quest'opera, che poi è stata ammodernata e come possiamo dire, è ingrandita nella sua lunghezza dai Ming nel XV secolo. La Grande Muraglia è un simbolo di pace, perché dopo tutte le scorrerie dei sarmantici, delle popolazioni nordiche, che avevano fame e avevano le pianure di ghiaccio e soltanto le praterie per poter allevare i cavalli per correre alla conquista del sud ricco della Cina, hanno costruito una grande muraglia che ancora oggi è un simbolo di difesa della Cina, non di offesa, di dire: questo è il mio spazio e io faccio un muro che tu non vieni da me e io non vengo da te. Quindi, se andiamo a vedere da un punto di vista storico del perché, ed è oggi considerata proprio il simbolo dello stesso popolo cinese, il che non vuol dire che non vi siano i varchi per poter andare oltre, ma questo deve essere fatto con il permesso di chi abita dall'altra parte, che ti concede di andare o di venire da me. Allora, c'è stato un periodo molto turbolento in Cina all'epoca della mia tesi universitaria. Nel 1966 l'esplosione della rivoluzione culturale, un movimento politico del quale ancora oggi si sta parlando e gli esperti stanno cercando di capire la vera origine, se è ideologica, se era tattica o se era il risultato della paura della Cina dopo una guerra non vinta dagli americani in Corea, perché se avessero vinto tutto sarebbe stato diverso, ma con dopo quasi 80 anni, diciamo, no? Perché la guerra di Corea è dal 26 giugno del 1950 al 27 luglio del 1953, per arrivare al compromesso di fissare attraverso il 38esimo parallelo, dove io peraltro sono stato in grado di arrivare dalla Corea del Nord fino al 38esimo parallelo, una linea di armistizio. Io credo che dovremmo
se i nostri politici invece che affannarsi a mandare carri armati, armi, eccetera, dicessero sì, qua c'è un aggressore e dobbiamo fermarlo, però intanto dobbiamo anche cercare di ogni giorno non accumulare nuovi morti, nuovi giovani che muoiono, facciamo una tregua e cerchiamo di mettere tutto il mondo di fronte a questa pressione e facciamo una tregua tipo la Corea, che al momento non si combatte, non si uccide, però il problema non è risolto e vediamo, ci sarà chi più capace di noi, magari una generazione dopo, fra 10 anni, che riuscirà a fare una pace, in qualche modo, a mettere d'accordo queste due parti, no? Che è quello che forse in qualche modo vorrebbe proporre la Cina, perché noi abbiamo in Cina una possibilità di studiare la tecnica della guerra, ovviamente nel secondo secolo a.C. anche in Cina era ben diverso di oggi, no? Sono passati 2300 anni quasi, però Sun Tzu, che è un grande pensatore cinese, filosofo, ha scritto un libro molto importante, L'arte della guerra, che si può, nonostante sia un tomo di un certo spessore, forse più del mio, e spiega tutte le tattiche, ma è importante per come si evolve il pensiero nei confronti della guerra, dove arriva a concludere che la guerra vinta è quella non combattuta. Quindi bisogna che un generale, se è bravo, non perde nessun soldato, non spara un colpo e porta gli altri dalla sua parte. E spiega come fare questo, che è una logica umana che dal 220 a.C. a oggi non sarebbe cambiato nulla, perché si può fare. E poi Mao in parte ha vinto la guerra civile proprio perché ha applicato questi metodi antichi, ma non sono antichi perché l'uomo non è che sia antico. Se voi pensate all'uomo del 2000 anche avanti Cristo, è ancora un uomo moderno rispetto a noi oggi, rispetto a Neanderthal, rispetto ai primi ominidi. L'uomo del secondo secolo avanti Cristo è come noi, aveva solo degli abiti diversi, ma ha pensato esattamente come noi, e come noi faceva le case, faceva i tetti. Come mai, senza spiegarsi, noi abbiamo in Tibet, che io ho visto più volte, abbiamo la gerla uguale, identica, fatta più o meno con gli stessi materiali, ma che si mette sulle spalle, fatta in quel modo, delle gerle che io mi ricordo da bambino, ho visto in Cadore quando si andava in montagna, che avevano le anziane, soprattutto le donne, che andavano con le due capre e portavano a casa dei grami, delle cose, con la gerla. Ma e come mai? Questi non si sono mai incontrati, i tibetani a 5.000 metri con i bellunesi oppure i carnici, no? Eppure hanno pensato la stessa cosa. O le stesse pantofole delle donne, delle anziane di 50 anni fa, non so oggi perché non ho più visto, ma per esempio che erano le friulane, no? Le donne tibetane le hanno uguali, identiche, di forma e con gli stessi materiali, e così potrei dire tante altre cose. Allora io ho capito che Pechino, diversamente dalle altre capitali del mondo, che sono tutte abbastanza recenti, perché anche, a parte Roma, ma anche Parigi è una capitale recente, a 500 anni, insomma, non è che sia chissà che cosa. Londra l'hanno fondata Londinum, i romani, poi è rimasta in forse, ma che sia diventata una grande città forse negli ultimi 200 anni. Ma Pechino invece è stata la quintessenza della Cina e oltre che essere la capitale della Cina è il volto della Cina, come in qualche modo oggi potrebbe essere rispetto agli altri Parigi, perché dopo fuori Parigi, certo ci sono delle altre città importanti, Marsiglia, Bordeaux, eccetera, va bene, però non hanno un significato anche di esempio culturale. Ma se noi vogliamo, dici, quando hai visto bene Parigi, poi hai capito la Francia in qualche modo. Dopo andrai a vedere che cos'è la Francia del Sud, dove Van Gogh ha fatto i famosi quadri, e vai a vedere la Francia dei Pirenei, sono tutte cose. Però, mentre Parigi per i tempi moderni può riassumere la Francia, Pechino riassume da millenni, riassume la Cina. E poi era una città
straordinaria per quanto riguarda l'applicazione delle sue varie filosofie alle costruzioni, per esempio, dei monumenti, la sua grandiosa monumentalità, che era proprio una sorta di rappresentazione, un riassunto della grande civiltà cinese. E quindi se tu avessi avuto la possibilità, io mi dicevo, in un anno, siccome mi piace tra i vari imperatori degli ultimi 300 anni, mi piace in modo particolare Qianlong, che ha regnato 60 anni, poi si è messo in pensione per non superare suo nonno Kangxi, che ne aveva fatti 61 di regno. Quindi, per non offendere l'antenato nell'aldilà, ha detto: io mi ritiro al 60° anno, quando ne aveva 59 di regno, che è andato giovanissimo a 25 a fare l'imperatore. Quindi si è ritirato, dopo in realtà ha nominato il più stupido dei figli imperatore, così lui dietro la cortina che non si vedeva suggeriva e l'altro obbediva. E quindi ha continuato da altri 2 o 3 anni finché è morto. Ma ufficialmente, per gli annali storici, questo è importante perché tutta storia scritta, è che lui ha regnato un anno meno di suo nonno, non lo ha offeso andando oltre, mentre pare che la regina d'Inghilterra volesse andare oltre la regina Vittoria, è il contrario. Queste cose sembrano piccole cose, però danno il senso di una civiltà, di un pensiero, e questo è tragico per il popolo cinese di aver dovuto, sto parlando nell'Ottocento, subire civiltà non sue, e che erano in bisticcio totale con la sua tradizione culturale, sia con il confucianesimo sia col taoismo, che è una filosofia ancora più raffinata e più adatta. Io ho detto, bestemmiando tra virgolette, alla televisione cinese, e siccome l'ho detto in diretta non hanno potuto tagliarlo. Dopo non so se l'hanno ritrasmesso o l'hanno tagliato, però non credo, perché si sono molto attivati a cercare la risposta i miei interlocutori. Ho detto che per me, per quello che mi risulta dalla lettura della sua vita attraverso il bellissimo libro Red Star of China, la stella rossa sulla Cina dell'americano Edgar Snow, 1936, dove è stato il primo intervistatore di Mao. Non si sapeva neanche, si pensava che Mao e Chu Te, che era il capo militare, fosse una persona unica, il bandito Mao. Questo era quello che avevano dato di notizia gli americani, mettendo sotto sospetto, con la CIA che spiava, Edgar Snow, il giornalista, perché aveva intervistato Mao, quindi era comunista. Quindi gli americani fanno queste semplificazioni, no? Io sono andato nella Corea del Nord, sono arrivato fino al 38° parallelo, accompagnato da 8 militari nordcoreani, tra cui un generale, con la bandierina della Croce Rossa, eccetera, come convenuto. Sono arrivato al 33° parallelo, siccome si vedeva da come ero vestito che non ero uno dell'Est Europa, parlo di 30 anni fa, si vedeva che ero un occidentale e un soldato americano proprio sul confine, che è un marciapiede di 60 cm, dopodiché si guardano in faccia e da 70 anni non si parlano. Ha sputato, non mi ha sputato addosso proprio perché mi avrebbe preso, eravamo a 5 metri, 4 metri, ma mi ha sputato in direzione mia, che è caduto lo sputo come per disprezzo, perché io ero un occidentale che era nella Corea del Nord, quindi un pericolosissimo comunista, ecco, visto dalla sua stupidità. E quindi avevo accennato la rivoluzione culturale, e nel momento in cui raccoglievo con grandi difficoltà notizie per la mia tesi, in quel momento non avevamo neanche le relazioni diplomatiche con la Cina, io me le ero fatte già dal 61 per conto mio, andando a Berna, paese neutrale, la Svizzera, all'ambasciata cinese, a dire: io sto studiandovi, mi servono materiali anche politici vostri, anche di propaganda, tanto dopo sono io che decido quello che mi interessa, o se la propaganda contiene anche dei fatti che possono essere interessanti, e ho bisogno di materiale per preparare, insomma, la mia tesi, perché avevo solo materiali di fonte occidentale, pochi, tra cui dei servizietti pubblicati su Selezione del Reader Digest,
perché era americana ed era tutto un odio contro la Cina rossa, il rosso è una roba che i tori solo possono così essere arrabbiati di fronte al rosso, insomma. E comunque, allora nel 66 leggo sui giornali, perché allora non si poteva certo andare in Cina, io sarei andato anche a piedi, e leggo sui giornali che le guardie rosse su ordine di Mao stanno distruggendo tutto, buttando a terra monumenti, templi, bruciando, spaccando statue, uccidendo gente, insomma, ma soprattutto la perdita del patrimonio culturale, incendiare le antiche biblioteche. E io dico, ma cosa succede qua? Cioè, o uno è impazzito, o questa è una roba esagerata e non è vera, oppure è soltanto uno spiraglio del più tragico che ci sarà. Devo andare a tutti i costi, mi metto in fila, i giornalisti internazionali volevano andare, non era possibile. Lessi tra l'altro che era stato distrutto il tempio di Confucio a Pechino, che era un tempio estremamente importante storicamente, perché per rispetto a Confucio di non monetizzarlo in ogni città un tempio, ne hanno fatto uno nel suo luogo di nascita, a Zufu, un paesello che io sono andato con mia moglie e le mie figlie su un carrettino con un asinello a vedere, e lì è il tempio classico, diciamo, che poi non è un tempio come pensiamo noi, cioè una chiesa, perché lo chiamiamo noi occidentali il tempio di Confucio, ma in cinese ci sono due ideogrammi che distinguono il tempio religioso, buddista in questo caso, e il tempio di Confucio, che è solo una costruzione di celebrazione di un personaggio. Quindi mentre il primo si dice in cinese S, tempio, quello sacro, diciamo, religioso, quello di Confucio si chiama Miao, come il gatto, no? Miao. Miao vuol dire, noi lo traduciamo semplicemente in tempio, io queste cose le spiego, le dico perché sono importanti in sé. Passano gli anni, vado in Cina, ho ben altre cose da fare che accertarmi di questo tempio di Confucio, perché io ho dovuto insistere parecchio per andare a vederla tutta, perché sono andato dappertutto, è divisa in 19 tra regioni e province, le ho visitate tutte, sono andato dappertutto, quindi dalla Mongolia al Tibet, alla Manciuria, all'isola di Hainan, al sud, di fronte al Tonchino, ovunque, quindi ho molto viaggiato, una parte di quei 216 viaggi che mettono insieme degli anni, e li ho trascorsi andando a vedere, a rendermi conto, a visitare. Poi mi sono concentrato su Pechino perché ho avuto quest'idea sempre più precisata che fosse l'esempio attraverso il quale leggere la Cina di tutti i tempi, presente, passato, e forse anche un'indicazione per il futuro. Come sarà la Cina del futuro, che già oggi ha il piede nel futuro. Quando ho fatto questa ricognizione di anni in Cina, sono andato, cioè ho letto sul giornale, sul China Daily, un servizietto che diceva che ci sarebbe stata, supponiamo sabato o domenica, una manifestazione molto importante, una celebrazione dell'anniversario di nascita di Confucio, che è nato intorno al 500 a.C., è più vecchio di mezzo millennio, quindi le sue teorizzazioni filosofiche hanno 500 anni in più di quanto è stato riferito poi attraverso i Vangeli. E quindi non che riapriva, che presso il tempio di Confucio dava la strada, la via, no? Guozi Jian, io sapevo che c'era questa strada, c'era questa cerimonia. Allora sono andato, era vero, e il tempio era lì, integro, è rimasto lì da 1000 anni, con il vecchio grande albicocco, a similitudine del vero albicocco a Zufu, nel suo paese natale, dove lui si arrampicava su quest'albero, l'aveva fatto in modo che i rami fossero quasi una seggiola, e lui da lì parlava ai suoi discepoli. E c'è anche a Pechino questo albicocco, che ha più di 1000 anni,
è un albero enorme, quindi non era stato distrutto nulla, era stato chiuso, era stato fatto probabilmente un deposito di qualcosa, ma tutto era integro. Allora io ho detto, e quante altre cose pensiamo che siano perse oppure sono trasformate e bisogna insistere con le autorità cinesi perché le ripristinino per quello che era la loro funzione? Allora ho cominciato a fare quasi un'azione politica, se vogliamo, no? Avendo avuto credito dai cinesi sia attraverso la televisione, sia attraverso, forse ho perso un punto, quello che dicevo della televisione, del dibattito, quando ho detto di Mao, è vero, ecco, mi scuso, perché io così, siccome non mi annoto quello che dico quello che so e che mi ricordo, a varie volte passo da una frasca all'altra. No, per dire che io avevo detto in televisione che secondo me Mao non era un comunista, ma era un grande taoista. Ovviamente ho messo una rivoluzione in quella sera, perché dire una cosa così la diceva la persona così ben presentata da loro come l'amico Lucio ha presentato a me stasera con voi, e hanno cominciato e poi detta che non era concordata, no, cioè non è una cosa da poco andare a dire alla televisione cinese che Mao non era un comunista, perché aveva il sospetto già Stalin che Mao non fosse un comunista ma fosse soltanto un acuto contadino che guarda caso incrociava alcune teorie marxiste che per caso, è ovvio che se tu devi fare una rivoluzione devi togliere a chi non ha per dare sì da chi ha a chi non ha, no? Quindi non è che avesse detto delle grandi cose. E tanto è vero che c'è filosoficamente un suo pensiero che si chiama il Mao Zedong pensiero, che spesso è in lotta con il Capitale di Carlo Marx. Ma perché? Perché sono due civiltà diverse, uno è un tedesco dell'800, uno è un cinese del 900, sono due robe che non potranno mai coincidere, pur essendo vicini allo stesso pensiero, avendo come afflatto quello di dire le cose in quella direzione. Quindi lui si è trovato comunista, ah sì, così li chiamano in Europa, quelli che pensano così, allora fonda il Partito Comunista Cinese, però cinese. E quello che è più importante è cinese che comunista o partito, questo dobbiamo capirlo, tanto è vero che poi negli anni 60 ci sarà una diatriba feroce tra russi, tra sovietici e cinesi sui confini dell'Amur, dell'Ussuri, si sono anche sparati e i cinesi hanno tolto da tutte le città la via Mosca o via Unione Sovietica, hanno cambiato il cartello con via dei revisionisti. Sono cose che a noi fanno ridere, ma là hanno un significato enorme. Quindi questa cosa mi ha molto colpito, quindi alla fine del Novecento, diciamo tra il 1997, 98, 99, in quegli anni lì, io ho cominciato a ricercare attraverso le mappe che avevo io tra il 700 e l'800 di ricostruire l'urbanistica di Pechino, che era ancora in gran parte conservata, perché fintanto che nel 1978 Deng Xiaoping, tornato al potere dopo la morte di Mao, ha avviato le riforme, ecco, fino a quella data lì era molto difficile poter accertare com'era la situazione, soprattutto delle, come possiamo definirle, nelle zone archeologiche o nelle aree che erano state imperiali, di cui si conosceva poco già allora, perché era proibito rilevare le mappe. Ora voi pensate che c'era una legge in Cina, stiamo parlando di 100-150 anni fa, che impediva ai rari viaggiatori non cinesi, quindi occidentali, perché gli altri non avevano certo la possibilità di viaggiare, e vietavano dunque il trasporto, il trasferimento delle persone durante il giorno, doveva avvenire di notte così non vedevano cosa c'era fuori, e la proibizione di avere carta e inchiostro o penne per non prendere appunti. Questa è una roba vecchia dell'impero cinese. Quando poi Mao lo stesso aveva come dire, dato delle indicazioni di ridurre l'informazione agli occidentali perché potevano usarla contro, che hanno sempre avuto paura delle invasioni, no?
Allora noi in Occidente abbiamo pensato che fosse una sorta di recrudescenza dell'ideologia maoista, che fosse un attacco all'Occidente attraverso delle proibizioni, quantomeno cominciamo con quello. Invece no, era tutto collegato col passato. Il libro rimanda continuamente al passato e io fingo di essere un privilegiato, studioso, giornalista, quello che volete, che è riuscito ad entrare in Cina nell'anno 45esimo di regno dell'imperatore mio simpatico Qianlong, cioè nel 1780, e ho avuto l'opportunità di vedere questa Pechino, di studiarmela per conto mio, di passeggiare documentandomi con delle carte topografiche che in parte ho fatto poi io, i rilievi con l'aiuto della giovane associazione degli architetti della Cina, ai quali sono ricorso per alcune cose di carattere tecnico, e poi un cartografo che le ha portate in bella copia, come si suol dire, in maniera di avere dei riferimenti là dove narro. Il lettore che ha piacere sfoglia qualche pagina, trova la mappa di quel periodo, di quella zona, di quell'area per capire. E anche la comprensione di come era stata costruita, concepita Pechino, preservata, tramandata da imperatore a imperatore, da secolo a secolo, è molto importante, perché questo testimonia una mentalità, testimonia non soltanto una cultura, ma anche un pensiero. Il fatto di costruire le case con l'uscio sbarrato, come chi è stato in Cina ha visto, se non stai attento ti inciampi, quello volevano loro, che però dovevano inciamparsi gli spiriti cattivi, che non entravano in casa. Ma pure, da un professore di scienze moderno a casa sua ho visto questo, per cui non è che lui pensasse e credesse agli spiriti, però si sa mai. E addirittura nelle cantonate delle strade, dove le strade si incrociano, si mette alla finestra uno specchio, di modo che gli spiriti che vengono giù dritti, perché questo loro pensano che siano anche, gli spiriti cattivi sono anche un po' stupidi, si possono ingannare, arrivano all'incrocio e non sanno cosa fare, ma vedendosi così brutti che sono con lo specchio, vanno via, si sciolgono, sì. E quindi tu vedi tutte queste finestre con questi specchi ancora oggi, anche a Hong Kong, nei grattacieli, mettono fuori lo specchio per dire non da noi, vai dal vicino. Ecco, ma questa e ti dice è una mentalità. Poi come sono organizzati e come era organizzato, addirittura adesso noi diciamo ma loro sono schedati, sì sono schedati certo, ma come tutti, perché con i documenti in Cina non puoi neanche comprare un biglietto di treno se non dai il documento, allora loro registrano chi sei e che ti hanno venduto un biglietto a quest'ora per il treno delle 20 che arriva a Bologna alle 21. Se per caso succede un attentato o qualcosa, sanno che non possono andare in cerca di 1,5 miliardi di persone, ma che è qualcuno di quel treno lì. Quindi è anche una garanzia di sicurezza da un punto di vista, diciamo, della prevenzione, ecco. Poi i cinesi non ci tengono un granché alla loro privacy, non sono abituati da millenni, perché con l'impero c'era un controllo terribile, il capo del condominio, ecco, oppure di un'area di abitazioni, di 100 abitazioni, era responsabile e distribuiva questa responsabilità ai capi famiglia. Per cui succedeva che se anche succedeva un incendio e non si arrangiavano immediatamente a spegnerlo, erano responsabili per la catena di responsabilità gli abitanti. Quindi dovevano stare attenti che nessuno da fuori entrasse a dar fuoco per un dispetto o per una vendetta. Casomai le vendette si facevano così. Se una donna era gelosa perché pensava che il marito avesse un amante, individuava possibilmente qual era questa amante e andava a impiccarsi davanti alla porta di casa dell'amante. Questa era la vendetta, perché lei avrebbe avuto poi uno spirito che risiedeva lì e la tormentava, però per far questo doveva morire, quindi si impiccava. Sembra una cosa così stupida, però queste informazioni che io ho raccolto negli anni li ho messe tutti insieme in maniera di creare una possibilità, perché poi a me piace fare le cose che non ci sono. Un libro così io l'ho cercato, no?
in qualsiasi lingua, e a Pechino ci sono delle librerie straordinarie con migliaia e migliaia di visitatori, scale mobili, ristoranti all'interno e tutta gente seduta per terra che prende un libro, lo legge, anche se non lo compra, va bene, l'importante è che si istruiscano, no? È tutto un altro modo di pensare. E ho cercato per anni, ho detto vabbè, me lo faccio, questo libro non c'è, me lo faccio. E in Cina c'è una persona in questo momento che lo sta valutando assieme a delle librerie per fare un'edizione cinese, perché è una cosa che interessa soprattutto a loro, oltre che a noi come strumento per capire in profondità la Cina. Mi fermo, perché? Perché sono già, credo, le 7, ho sentito una campana. Poi vuol dire che stiamo parlando da 3/4 d'ora ed è troppo. E anche perché casomai sarebbe bello sentire delle vostre domande, nella speranza di poter rispondere. Grazie. Grazie. E la prossima volta lo invitiamo a cena, così questo lungo racconto può proseguire fino a tarda ora, perché non ha fine. non ha fine, esatto. È un tema troppo importante, la Cina è un paese troppo importante. Guardate, io sono in contatto con tante persone, anche oggi stesso in Cina, con i miei amici, io sono membro di un'accademia cinese, quindi persone. Ma c'è anche un personaggio che voi conoscete e che io gli ho chiesto come va, cosa stai facendo, lui mi chiede spesso dei consigli e sulla sua scrivania, lui è il corrispondente del TG1, ha questo libro e Capire la Cina, e io me ne sono accorto perché ho visto questi 2 libri messi così da una foto che lui mi ha mandato, questo è il mio angolo di lavoro, e io gli ho detto senti, ai miei 2 libri, mi fa un grande onore, e dice per me sono Vangelo, perché uno come te qua neanche parlare non si trova, ma non c'è neanche in Italia. Ti dirò di più, che purtroppo, perché gli ho detto ti vedo qualche volta, no, eccetera, dice purtroppo, e ho qui un suo messaggino e mi dice, guardate, questo è molto importante perché noi siamo al 58° posto nel mondo come libertà di stampa in Italia, siamo superati dal Burkina Faso, più democratico di noi, quindi è una roba grave. Ora io sono un giornalista, sapere che nella classifica mondiale siamo al 58° posto per la libertà di stampa, ora non vuol dire che qualcuno entra a spaccarti la rotativa e tu non puoi stampare, è che il giornalista si impone di non scrivere determinate cose. Questo è grave. E anche sui fatti recenti bellici noi non abbiamo la verità dall'Ucraina, dalla Russia, non abbiamo su questa guerra la verità, non abbiamo l'informazione che funzioni. E allora lui mi ha mandato un messaggio dove dice, scusate perché ecco qua, dove mi dice, ecco, Clementi Marco si chiama, corrispondente RAI. Io gli ho detto ciao, ho visto prendendo la foto che li hai tutti e 2 i miei libri, ieri non mi ero accorto, mi fa un grandissimo piacere, no? E lui mi ha risposto appunto come vi ho detto, però quello che volevo dirvi era prima, ecco qua, dice a me, io ho detto per 40 anni ho fatto il pendolare, dice quando vieni? E dico appena possibile, pensa quanto mi può mancare anche la Cina dopo tanto tempo, no? E lui dice allora è ora di tornare per vedere la Cina post-Covid. Io invece ho ancora, lui dice, io invece ho ancora tantissimo da esplorare, senza fretta e senza pause. E allora io dico, hai ragione, sto pensando a settembre-ottobre, ti dirò. E allora lui dice, ecco, quindi io ho detto, ti seguo, ti vedo, e allora lui mi risponde, non è facile, ti confesso, in Italia sono interessati, la RAI, non il popolo, sono interessati solo alla questione di Taiwan. Qui c'è un mondo da raccontare come hai fatto tu e io ci provo,
con grande interesse ma con grande tristezza. Ogni giorno è una scoperta ma anche una sconfitta. Questo è una cosa così fra di noi, va bene perché è un amico, ma voglio dire è importante. Cosa significa? Anche il fatto di Taiwan, spendo solo un minuto su questo, è una provincia della Cina. L'unico inghippo è che la Cina ha fatto una rivoluzione e ha cambiato regime politico. Ma non è perché abbiamo cambiato regime politico dal fascismo noi alla democrazia, allora l'isola d'Elba rappresenta l'Italia di prima e il resto dell'Italia non c'è, o comunque questa isola è diventata la sede di quelli che si sono rifugiati, che sono scappati insieme a Benito, e hanno fatto una repubblica separata che la flotta americana difende, perché questa è una realtà. Appena dichiareranno, perché lo faranno, perché sono stupidi quelli che hanno in questo momento in mano il governo di Taiwan, è una sorta, non voglio parlare di politica, di far paralleli con l'Italia, però è un partito separatista, come abbiamo avuto in passato anche noi la minaccia di qualcuno che voleva fare i passaporti tra il lago di Garda e l'autostrada per andare a Milano, va bene? Ecco, appena dovessero dichiarare che l'America spinge, che dichiarino l'indipendenza di Taiwan con l'aiuto americano, sono pronti a dargli le armi, già le hanno dati da 50 anni, e a quel punto la Cina fa la guerra. Allora sì, quella sarà una guerra, perché allora sì vedremo che cosa succederà, perché la Cina, l'unica guerra che il Partito Comunista Cinese ha promosso finora, e sono stati 1 milione di volontari, tra virgolette, cinesi mandati a gennaio del 1951 in Corea. Ma nel 51 siamo a metà dell'altro secolo. Poi c'è stata una prova, una piccola scaramuccia sul confine col Vietnam nel 79 per provare soprattutto l'efficienza della catena di comando dei cinesi. Non hanno fatto morti, hanno fatto un attacco così. I vietnamiti erano super armati perché avevano appena da poco riunificato il paese, no? Con la fuga da Saigon, che gli americani poi scappano sempre, no? Da Saigon, da Kabul, adesso scapperanno da Taiwan, io credo, quindi è un problema molto grosso. Altre domande? Prima ne sto facendo io. No, cogliamo l'invito. Io volevo Ecco. chiedere, a me incuriosisce il Tibet, può dire qualcosa? Tutti sono incuriositi dal Tibet perché è effettivamente una eccezione nel mondo, sia per la diversità dell'ambiente, no? Veramente di alta montagna ma con grandi pianure. Lei a 5.000 metri di altitudine trova gli orti, trova l'orzo, insomma cose impossibili. Ma perché? Perché siamo molto giù di parallelo e siamo verso il tropico, quindi è alto, ma è sul tropico. Il Tibet, su che cosa vogliamo dire qualcosa? Sul fascino oppure... L'invasione? Ecco, non c'è stata nessuna invasione perché noi in Italia, quando c'è stato il problema dell'Alto Adige, abbiamo mandato i carabinieri e abbiamo detto questo è territorio italiano, non si può incorporare all'Austria. Quando nel 1949 il Partito Comunista va al potere in Cina, nel 1950 ci sono ancora delle cose da risolvere in Cina, soprattutto una presunta dichiarazione di indipendenza del Tibet, che invece dall'epoca dei Tang, quindi dall'VIII secolo, è territorio di competenza dell'impero cinese prima, della Repubblica di Chiang Kai-shek dopo e della Repubblica Popolare dopo ancora. Nessuno ha mai fatto storie fino al 49. È sempre il fatto che c'è un partito comunista al governo che disturba, e si capisce anche perché ha fatto degli interventi pesanti in Tibet che io non condivido ovviamente, ma li ha fatti in risposta a una rivolta dei monasteri che non accettavano le riforme proposte dal governo centrale. Tra queste c'era l'abolizione dell'utilizzo dei bambini all'interno di monasteri per ragioni sessuali e poi l'abolizione della schiavitù, c'era la servitù della gleba. Il pastore che aveva in consegna 100 pecore
dal padroncino locale e una pecora si perdeva in un burrone, la risposta era il taglio della mano, dopo il taglio della prossima mano. Io ho tante foto di moncherini, ma non sono foto che ho fatto io, perché sono cose del passato, sono foto che si trovano nelle pubblicazioni degli anni 30 del professor Tucci, che è andato in Tibet, esploratore, e che ha raccontato. Quindi qui c'è una grande bugia che circola, che è stata questa sì proprio fabbricata dalla CIA, dal controspionaggio americano, dagli Stati Uniti negli anni 50, e lo dice, lo racconta il fratello del Dalai Lama, che ha pubblicato recentemente un libro che io cito, non in questo libro, l'ho citato nell'altro, che è stato il responsabile per la comunità tibetana in esilio della CIA, dicendo che la CIA ha istruito dei combattenti tibetani nell'isola di Guam, aerotrasportati, li ha imbottiti di armi e li ha paracadutati in Tibet, creando degli incidenti, obbligando quindi poi i cinesi a sparare, per cui venivano le notizie in Occidente che i cinesi avevano ammazzato migliaia di monaci. Non era vero niente, e lo dice il fratello del Dalai Lama, tra l'altro in un libro pubblicato in America, quindi che io ho citato. Tutto parte dal fatto che noi pensiamo che il Tibet fosse una nazione autonoma. No, non era autonoma. Solo nel 1500, no, prima ancora, Gengis Khan nel XIII secolo, quindi nel 1200, verso l'inizio del 1200, creando il grande impero mongolo-cinese, il Tibet era sempre incorporato, ha promosso l'abate del monastero di Lhasa, che sarà il futuro Dalai Lama, lo ha promosso a Dalai Lama, oceano di sapienza significa, dandogli la responsabilità di tenere calme le varie congreghe religiose che erano in lotta tra di loro per ognuna esprimere un Dalai Lama che comandasse a tutti, e si mandavano a ammazzare i bambini, quelli che dicevano che riconoscevano gli oggetti del Dalai Lama precedente, per cui c'era sempre una diatriba di 7-8 che avevano mandati dai vari monasteri, soprattutto i maggiori monasteri, mandati a Lhasa a dire questa è la vera reincarnazione, e li ammazzavano gli altri. Quindi era una situazione. Gengis Khan ha messo un po' di ordine creando questa figura del Dalai Lama che doveva obbedire a Pechino, all'imperatore. Tanto è vero che così è stato, fino a quando? Fino al 1949. Vanno al potere i comunisti, nel 50 mandano l'esercito a definire i confini con l'India, che l'India aveva portato via 100.000 chilometri, perché questa è la verità. Vanno a stabilire i confini, portano notizie drammatiche a Pechino, dice Madonna, siamo nel Medioevo, non hanno neanche la luce elettrica, non sanno niente. Curavano le malattie bevendo l'orina dei lama, dei monaci, che la vendevano Quindi noi queste cose non le sappiamo, ma le sapremmo se leggessimo il professor Tucci negli anni. Andate a cercare, queste cose ci sono pubblicate, ci sono nelle biblioteche. Il professor Tucci che racconta la situazione. Quindi Mao ha chiamato il Dalai Lama, che aveva solo 19 anni, a Pechino, e sono stati un anno a discutere e a dire come doveva venire la riforma. Lui ha detto: io capisco che voi avete una differenza da noi cinesi per la ragione che siete in credete in un'altra religione, avete un'altra lingua, altre abitudini, e va bene così, la Cina è piena di questi gruppi di etnie diverse. Però dobbiamo fare le riforme. Con voi le ritardiamo di 10 anni, perché dovete spiegare ai capi dei monasteri di seguire questa linea. Invece di seguire questa linea ha fatto una rivolta armata con le armi, come dice il fratello del Dalai Lama, paracadutate in Nepal e poi portate a spalla in Tibet. Volevo chiederle, la mostra al Cadaresi l'ha fatta lei? Sì, l'ho fatta io. Bellissima, solo che mi ha infranto un mondo che Lo so, io pensavo lo so signora, lei idilliaco. è una bravissima persona, come tutti quelli che si sentono di parteggiare per gli indifesi in questo caso, no? Quindi il Dalai Lama sembra che sia un grosso personaggio, invece è un capo di soltanto 6 milioni
di individui non è il capo religioso dei buddisti, perché il buddismo, quello storico, si divide nel grande veicolo, grande e piccolo veicolo, ed è praticamente praticato in Giappone, in Thailandia, in Birmania, in Nepal, ecco, in queste regioni qui, e assomma circa 300 milioni di individui. Il Dalai Lama è il capo di una setta di 6 milioni, è una setta, non è invitato da questi capi buddisti nel mondo, è considerato come possiamo dire, dai aiutami, Eretico. un eretico, bravo. Dunque il lamaismo tibetano è considerato un'eresia, e infatti viene dal tantrismo. I tantra sono i testi sacri dell'induismo, e quindi ha abbandonato Buddha, se non per le reincarnazioni, ma anche quelle sono discutibili, e poi tante altre cose, sarebbe il Tibet. Però se ha visto e avesse avuto la possibilità di decidere di comprare il catalogo a quell'epoca, lì è tutto ben spiegato e scritto su documenti storici. Questo non è che a grande madre lo racconta, no, ho fatto adesso un riassunto, ecco. Prego. Un'altra domanda. A proposito di informazioni che non abbiamo, ogni tanto c'è questa questione degli uiguri, non so come si pronuncia. Uigur ha detto bene. Se ci dici qualcosa. Allora, guardi, la Cina ha una delle sue regioni autonome, perché hanno soprattutto minoranze etniche, quindi le chiamano autonome, che è la Mongolia, il Tibet, il Xinjiang. Il Xinjiang è una regione, la più occidentale, dove la maggioranza della popolazione è musulmana. Però, siccome ha 70 km di confine con l'Afghanistan, negli ultimi 20-30 anni ci sono state delle comunicazioni terroristiche tra le due aree, e siccome è molto difficile in Cina procurarsi le armi, non come in America che uno entra e uccide i bambini, è difficile avere, se non sei un militare, delle armi, cosa succede? Che i talebani fornivano armi a dei gruppi terroristici, a dei gruppi, non a tutti, a dei gruppi di questi circa 12 milioni di uiguri, che sono la maggioranza in quella regione, tanto è vero che si chiama Xinjiang Uighur, ecco, per distinguerlo. E hanno fatto degli attentati contro i cinesi, soprattutto contro l'esercito cinese, dicendo esercito occupante, eccetera. Perché? Perché loro hanno una leader che era iscritta ed era la capo comunista del Xinjiang, che adesso è rifugiata negli Stati Uniti, ampiamente finanziata dalla CIA, ed è riconosciuta come, nell'ambito degli Uighur, la loro futura regina, questa signora che è una miliardaria che ha fatto i soldi nella raccolta della carta in Cina. Perché si può diventare ricchi in Cina, ci sono anche i capitalisti, ma devono naturalmente sottostare a determinate cose. E quindi questa donna riesce a comunicare, perché oggi è facile, no, con i cellulari, con i satelliti, con dei gruppi fanatici, soprattutto giovani nel Xinjiang, non gli anziani. Io sono andato a vedere, la gente anziana sta bene, non ha in testa queste cose, e sono dei gruppi religiosi integralisti che vogliono togliere il Xinjiang dalla Cina, secondo loro, sempre per il separatismo, e fondare una repubblica fondamentalista islamica del Turkestan orientale. Ovviamente la Cina è contro questo disegno. Loro, per cercare di avere come possiamo dire, visibilità mondiale, compiono degli attentati che poi la Cina non li rende neanche noti. Ma se lei va a Urumqi, che è la capitale di questa regione, il capoluogo, lei trova un museo che è documentatissimo su tutto quello che è stato finora l'irredentismo di questi giovani. Che allora cosa succede? Come prevenzione, questo io potrei anche non essere d'accordo, insomma, ma come prevenzione, appena i governanti cinesi hanno le loro squadre di informatori, hanno, come dire, le inchieste giudiziarie, per prevenire hanno costruito delle scuole prigione quasi,
però sono delle scuole con degli spazi liberi per dibattiti, eccetera, dove si cerca di de-islamizzare questi giovani, cercando di convincerli invece a collaborare con le altre minoranze etniche, che ci sono i kirghizi, i tagiki in questa regione, e soprattutto ci sono i kazaki, che invece sono per la possibile autonomia del Xinjiang, ma non la separazione della Cina e tantomeno la creazione di uno Stato islamico fondamentalista. Ecco, questo è il problema. Il problema è che qua non è conosciuto, sempre per quel motivo che noi abbiamo le informazioni addomesticate, e se ci fosse che magari vengono fucilati 5 uiguri perché hanno compiuto delle efferatezze, non lo so adesso, ovviamente sarebbero presentati da noi come gli eroici combattenti privi di armi che combattono a mani nude contro il regime di Pechino, eccetera. Vabbè, insomma, dopo ognuno fa la sua politica, però la realtà è questa. Quindi c'è anche da spiegare perché ci siano altre 12 diverse etnie di origine musulmana che scrivono in arabo, parlano, che non hanno questo problema e sono libere. Sono anche più numerosi. E sono anche più numerosi. Certo. È chiaro? Dopodiché io vi dico sempre, quando faccio le conferenze, dico agli amici, nel mio libro se volete trovate delle informazioni, però non credetemi. No, non dovete credermi, però abbiate la compiacenza nel vostro interesse di andare a cercare anche in internet le vere informazioni, cercate di distinguere, perché noi siamo ubriacati di informazione scorretta. Sì. Prego. Prego, signore. Si fa un gran parlare della via della seta e quindi anche del nostro Marco Polo. Volevo sapere come è percepito, quantomeno dalla classe intellettuale e politica, la figura di Marco Polo. Averne di Marchi Poli per la Cina. Per loro è l'eroe occidentale che ha fatto conoscere nel modo corretto l'impero del Gran Khan, quindi la Cina, no? Che era divisa in due grandi regioni, il Katai al nord e il Manji a sud del fiume Azzurro, e quindi è l'emblema dell'amicizia, della fratellanza e della corretta informazione, perché da Marco Polo ci dà notizie importanti, addirittura chilometriche sulle distanze tra le varie città, che è quasi un manuale per i mercanti dell'epoca, se vogliamo. Lui lo ha scritto per uscire dal carcere insieme a Rustichello, dicendo ai genovesi: c'è uno che è stato lì, è il nostro prigioniero veneziano in galera, è disposto a scrivervi tutte le informazioni purché ci diate la libertà. E così Marco Polo ha un po' tradito Venezia, però dopo un solo anno di galera è uscito con Rustichello che doveva fare l'ergastolo. Allora gli ha fatto da press agent: attento, tu racconta tutto a me. Io tratto quei frati che vengono qui, che vanno da Doge, no, da Doria, a dire che se tu mi detti, io scrivo e facciamo un patto con la croce di Cristo, con i frati che vengono a confessarci che combinano sto affare, noi gli diamo ai genovesi tutte le notizie che vogliono, che non hanno, che hanno invece i veneziani. Perché poi Marco Polo, quando è rientrato, voleva sempre tornare indietro, tornare in Cina, perché era rimasto affascinato, ed era sempre al pontile là in piazza San Marco, aspettare una barca che lo trasportasse a Trebisonda, sul Mar Nero, perché doveva poi riprendere il cammino a piedi, perché andavano fino a lì in nave, in barca, da Venezia, e poi andavano con i cammelli, con gli dromedari, e poi avevano i caravanserragli, e la via della seta era 3 anni di cammino, 3 anni di viaggio. E quindi i cinesi vedono Marco Polo, l'hanno messo dappertutto, Marco Polo, un sacco di aziende in Cina con Marco Polo, ma non soltanto Marco Polo, un altro personaggio, e guarda caso sempre solo italiani, che hanno una grande simpatia ai cinesi, è Matteo Ricci, missionario gesuita, che loro chiamano Limato, perché Marco Polo è facile.
addirittura pensavano che fosse un mongolo, perché lui è arrivato lì durante il regno di Kublai Khan, l'imperatore mongolo. E i cinesi, sentendo questo nome Marco Polo, perché Polo è anche un cognome, è un nome mongolo, Polo. Tanto c'è stata una lunga diatriba se per 3 anni vice governatore della città di Yanzhou, vicino alle foci del fiume Azzurro, se fosse un governatore mongolo che si chiamava Polo o Marco Polo, perché Marco Polo parla delle saline di questa città. Però può darsi che lui, e si sa che è stato mandato come ispettore. Ecco. Poi vi ho detto Matteo Ricci di Mattò, questo per la classe un po' più alta, poi per quelli ancora più alti ancora, siccome il più grande pittore del Settecento cinese è stato un padre coauditore gesuita milanese, Giuseppe Castiglione, nato a Milano, che i cinesi chiamano Milan. Mi vuol dire riso, Lan vuol dire freddo, ecco. Però lungo la via della Seta hanno una località che si chiama Milan. Quindi secondo la vulgata più popolare, questo famoso pittore è un cinese e lo chiamano Lan Shenin, che è un'altra versione di riso freddo, insomma, ecco. I cinesi stanno, come hai detto, stanno molto attenti ai nomi. Io ho cercato i nomi originali dei templi che scrivevano su delle tabelle di legno, incidevano gli ideogrammi e quello era l'imperatore, dava il nome. Al giorno d'oggi sono cambiati. Io ho ricercato i 2 nomi in maniera di identificarli. È un lavoro che ha avuto i suoi tempi, insomma, di maturazione. Sì, volevo fare una domanda. Volevo chiederle una domanda che riguarda sia la storia che l'epoca contemporanea. Che cosa ha portato i cinesi fuori dalla Cina? E se è vero che le comunità cinesi nel mondo sono delle comunità chiuse, come lo spesso pensiamo, quale può essere la chiave di una integrazione, se così fosse, insomma? Bellissima domanda, che è una conferenza. Sì, immagino che non sia... Però cerchiamo di fare in 3 minuti, così giusto un flash. Allora, avete notato che i cinesi non muoiono mai? Sì. Partiamo da qua. Partiamo da qui. Allora, se muoiono di vecchiaia vanno prima in Cina e vanno a morire a casa, nel loro ambiente, dove ci sono i loro amici, dove hanno i loro cimiteri oppure hanno le costruzioni tipiche per raccogliere le urne cinerarie, insomma. Se uno arriva a 80 anni, no, e dice ne posso avere quanti da spendere, sono sano oppure credo di esserlo, diciamo 5 anni, perché 10 mi fa tanto, arrivano a 90, insomma. Comunque, allora questo fa sto ragionamento. Qua ormai ho fatto quello che dovevo fare. I soldini per 30 anni li ho mandati a casa, abbiamo fatto anche la casa. Quindi i vicini dicono guarda questi qua sono andati in Italia e perché non siamo andati anche noi che potevamo guadagnare i soldi per fare la casa invece che avere qua l'appartamento fatto dal governo, striminzito, concesso in comune, insomma. Ecco, e allora lui però è quello che ha viaggiato, che sa. E quindi dice vado a godermi gli ultimi anni a casa. Se è malato ancora di più. No, io credo alla mia medicina, alla medicina tradizionale, alle erbe, ai massaggi, tutte queste robe qua, perché ti tagliano la medicina del sangue, è terribile, no? Ti operano per che cosa? Tanto devi morire, sarà soffrire per niente. No, no, con le erbe calmiamo i dolori, posso camminare, faccio la mia fumatina, mi trovo più vecchietti, insomma, è meglio così. Quello invece che muore giovane, se ha un tumore che glielo dicono, qualche mese appena quello l'ha saputo, quanto duro? 1 anno, vabbè, allora fra 2 o 3 mesi mi preparo, vado a casa e va a morire a casa anche lui. Ma se muore di infarto, se muore in un incidente stradale, muore perché ha partorito, che sappiamo, per una morte in genere violenta e comunque non prevista, non prevedibile, allora li fanno incenerire, no? Li fanno cremare.
Anch'io ho viaggiato spesso con delle strane confezioni nella capelliera dell'aereo ed erano le ceneri del nonno che tornavano a casa assieme a qualcuno che le portava. Perché per la tradizione cinese, oggi come 100 anni fa, come 1000 anni fa, è una iattura morire lontano dalla propria casa ed essere o sepolto o conservate le ceneri lontano da dove sei nato. È una tradizione cinese antica. Pensate che fino agli anni 2000, quando hanno fatto l'Expo di Shanghai, a Shanghai, che è il più grande porto della Cina, è lungo 160 km, un porto di 160 km, roba che non si scherza, si va da qua a Bologna ancora un po', un porto. Bene, aveva 3 banchine, che ora non si usano più, dato che ci sono voli quotidiani da tutto il mondo, 3 banchine dove arrivavano le navi mortuarie, soprattutto dall'America, dal Canada, che quando moriva uno voleva sempre essere portato a casa, nell'Ottocento, all'inizio del Novecento, prima della Seconda Guerra Mondiale, anche dopo, fino agli anni 50-60, finché non si è cominciato poi a avere i voli aerei. Allora i corpi in parte li imbalsamavano, in parte mettevano 2 o 3 casse, perché così era la tradizione cinese, li conservavano in certe ghiacciai, adesso non so, in certi posti, e quando c'era la spedizione arrivavano queste navi a Shanghai e quindi venivano smistate. C'era un grosso lavoro, un grosso business anche come si può chiamare, di trasporto internazionale per questo, e portavano i morti a casa. Allora, questo cosa sta a significare, quello che vi ho detto? Che il popolo cinese è molto attento alle sue tradizioni e non si contagia, se non dal punto di vista dell'abbigliamento, ma neanche nel mangiare, non si contagia con i nativi di un posto dove vanno, e cercano di fare un po' come gli ebrei, gruppo a sé, per preservare la propria identità. Dopodiché questo non succede perché la seconda generazione fa i bambini che nascono qui, vanno all'asilo, vanno a scuola, parlano italiano, poi a 18-20 anni si innamorano di un altro mezzo cinese o di un italiano, eccetera, e restano qui. Hanno creato sulla base del nonno e del papà il loro interesse commerciale, hanno fatto le grandi cooperative, non hanno bisogno di banche perché i soldi se li prestano tra di loro, sono pieni, non hanno problemi, fanno il nero, e quindi è questo. Quindi loro stanno per i fatti loro, non disturbano, raramente si sente di qualche notizia, forse ogni tanto si danno anche una coltellata, ma magari per gli affari, questo è abbastanza pacifico, ma non disturbano, non fanno danni perché hanno un'educazione già alla base, oltre che una predisposizione a non essere dei delinquenti. Questo è il cinese, è molto tranquillo, è rispettoso, osserva le leggi dove finché può, quelle normali, quelle economiche un po' meno, e si inserisce disinserendosi, insomma, nello stesso tempo. C'è e non c'è. C'è per una parte, quella così sociale, magari, anche nelle parrocchie, so che partecipano, fanno le elemosine, sostengono, mandano i bambini, hanno interesse anche alla religione nostra, perché hanno fatto un ragionamento molto acuto. Se i popoli che credono nel cristianesimo sono i più evoluti, qual è la ragione? Che possa essere la religione, che ha dato fin dall'antichità delle leggi, dei testi e soprattutto la grande pittura che loro ammirano, che non hanno, che è per il 90% fino a 100 anni fa una pittura religiosa, la Natività, la Crocifissione, gli Apostoli, l'Ultima Cena, cioè, le grandi opere che anche vai a vedere la Cappella Sistina sono tutte attinenti all'informazione religiosa, fin dai tempi antichi, no? Fin dai primi secoli del cristianesimo, cominciando dalle catacombe, i simboli, quindi che sia la religione uno dei veicoli che hanno fatto progredire di più i popoli bianchi, che sono quelli cristiani, e quindi che cos'è questo? Dato che noi
non abbiamo neanche inventato neanche una religione. Quindi hanno interesse, quando vengono qui la prima roba dopo fatto il loro business è andare in Vaticano. Loro hanno una grande attrazione del Vaticano sia come entità sia come concetto di una piccola città di religione all'interno di uno Stato, che però tu rispetti la sua libertà e però c'è una collaborazione, e comunque hanno il 90% delle opere mondiali, dalla scultura, che la scultura cinese è statica, come si è visto anche dai cavalli e i guerrieri di Xi'an, è statica. Voi pensate Bernini, il ratto, no? Bernini, si vede nel marmo, si vedono le dita dentro alla carne dei glutei della donna che lui ruba, no? Ed è di marmo, loro non capiscono ecco, e quindi sono interessati a capire anche questo fenomeno che per noi è normale. Però è bella questa cosa. Questa, fra tutte quelle che ho detto stasera, per voi, secondo me, è una delle più interessanti anche da sondare. Che i cinesi si pongono il problema, compresa l'alta gerarchia, senza darlo a sapere molto, se e quanto ha influito in senso positivo la religione cristiana nei popoli bianchi che si sono dimostrati più evoluti, mentre erano partiti in una comune da Cristo. I romani, Cristo, i cinesi erano più o meno tutti 2000 anni fa lì, ma è dopo questa missione di Gesù, probabilmente, così come gli uomini l'hanno interpretata, ha dato un afflato superiore. È interessante. Bene, io, se mi permettete, un'ultima battuta, proprio una battuta, in questo senso, nel suo reportage degli anni 60, Goffredo Parise con Carracina, alla fine conclude più o meno così, dicendo: ma secondo me, da quello che ho visto, l'anima vera dei cinesi è l'obbedienza. Ecco, tu, non dico se concordi, ma secondo te, dopo tantissimi, non un reportage solo, tra l'altro quello bellissimo che abbiamo visto stasera con Enzo Biagi, che è pubblicato dalla Galleria del Libraio, no? Io sono stato con Biagi sì. 30 giorni quasi in Cina insieme, è stato molto bello. Certo. Hai citato a buona ragione Goffredo Parise, che pure ho conosciuto e anche ha scritto un'introduzione a un mio libro proprio di immagini, perché lui, oltre a quello che hai detto tu, dice: noi dovremmo imparare dalla Cina la gentilezza, in realtà, no? Le buone maniere, e loro devono imparare da noi la democrazia, come si esprime attraverso la discussione, insomma. Adesso non dice proprio così, però cioè ammette che noi dobbiamo imparare da loro qualcosa che riguarda lo stile e loro devono imparare da noi qualcosa che riguarda la regola. Poi i cinesi in realtà sono un popolo per tradizione antica molto obbediente, perché il confucianesimo, che è stata la loro filosofia che li ha orientati, mette bene in chiaro che la società deve avere la fisionomia di una piramide, dove al vertice c'è l'imperatore, che è l'unico che comunica con il cielo. Però è l'uomo che decide il mandato, perché se si comporta male o ruba o ha la corruzione, eccetera, l'uomo ha diritto di abbatterlo. Però tutte le altre strutture, che sono soprattutto la magistratura, per magistratura si intende la politica, chi governa, l'imperatore non manda nessuno dei suoi figli, molti figli, perché aveva 60 concubini e più, faceva 100 figli, 200 figli, non manda nessun figlio a fare il mandarino, cioè il giudice, il magistrato, il sindaco, faceva tutti insieme, il prefetto, il mandarino aveva questa, che arrivava attraverso gli esami imperiali anonimi ad essere eletto, quindi una democrazia esasperata, perfino eccessiva, diciamo. E questo, allora io ho sintetizzato in questa altra cosa che vi dico,
La differenza, ma ve lo dico in un minuto, sul serio, la differenza tra noi, mondo occidentale, e loro, mondo orientale, in cosa sta la differenza? E l'ho detto anche alla stampa cinese, in televisione, forse quella stessa occasione di quel dibattito. La differenza sta in questa semplice osservazione, che noi siamo eredi oggi, o anche 100 anni fa, insomma, di 2000 anni di civiltà ebraico-cristiana innestata sulla civiltà greca, dove l'individuo è sacro ed è riconosciuto sacro perché è tra l'altro in colloquio responsabile con il suo Dio. Ci potranno essere anche i preti che fanno da mediatori, che ti perdonano, però tu devi essere verso il tuo Dio responsabile. Quindi si crea una figura sacra dell'uomo che è intoccabile, dopo viene fuori Hitler, Stalin, hai capito? Ma comunque è intoccabile ed è sacro come individuo. In Cina Confucio insegna che l'uomo come individuo è assolutamente pericoloso perché è egoista e pensa a se stesso contro l'altro, mentre la virtù sta nel gruppo. Ma ho avuto gioco facile di fronte a una roba del genere, a dire, ehi, dobbiamo tornare a essere il gruppo forte. Come diceva Confucio, no, come ho detto io, Mao Zedong. Questo è il punto. Quindi la differenza tra noi e loro è che alla Cina mancano 2000 anni di cristianesimo, a noi mancano 2500 anni di confucianesimo o taoismo, cioè di quell'altra filosofia che potrebbe essere molto utile in una situazione di impasse come questa che stiamo vivendo a 1000 chilometri da qui, che non riusciamo a venire più fuori. Anzi, l'errore è quello di dire ancora più armi. Allora, grazie mille, mi pare che poi abbiamo seguito tutti con grande attenzione questo affascinante racconto che mescolato anche un po' con l'attualità che non guasta, e il racconto appunto di Edelman. Lì c'è il libro anche per la firma ed ha lo stesso fascino e lo si può leggere con calma proprio per apprezzarne, credo che si colga anche molta anima della Cina in questo lavoro molto faticoso, proprio perché raggruppa i simboli e li mette, e che non è un'operazione semplice. Io vi ringrazio Adriano per questa bellissima conferenza. Noi ci troviamo giovedì prossimo con Nicola De Ciglia con il suo libro fatto qualche anno fa, Uno scandalo bianco, edito da Rubettini, e anche questo non è ambientato in Cina ma dalle nostre parti, e comunque è molto interessante. Ecco, quindi vi aspetto e vi ringrazio molto per questo esordio, e con Madaro ci diamo appuntamento eventualmente per approfondire in qualche altra occasione. Volentieri, a me piace. Grazie.